Minuto a Sorrentino di Trapani per il campo Accademia Sport Trapani contro Carlo Misilleri per la sesta giornata del campionato d'eccellenza Girone A. La formazione del Misilleri in campo con la maglia numero 1 Zumbo Ferrara, Mancuso, Pellegrino, Lavatera, Cerviglia, Pace, Federico, Doggento, Matera, Gera. Continuità, la parola d'ordine in casa Accademia Trapani dopo la vittoria sul campo del Mazzara. Don Carlo Misilmeri che vuole dare una spallata al campionato per proiettarsi nella parte alta della classifica. 3 punti di distacco, settima l'Accademia Trapani, decima la Don Carlo Misilmeri. Questo è lo stadio Roberto Sorrentino, questa Accademia Trapani contro Don Carlo Misilmeri, anticipo della sesta giornata del Girone A di eccellenza siciliana. Amici di Sportisili, benvenuti e buon pomeriggio da parte di Nicolò Cilluffo. Le due formazioni, Accademia Trapani che si schiera in campo con un 4-3-3, mistretta in porta, linea di difesa 4 composta da Lala, Lamin, Marrone e Cammareri. Il play e Secum, le due mezziali sono Demba e Agnello, e poi il tridente offensivo è composto da Castiglione, Nolf e York. A disposizione ci sono Grimaudo in camicia, Iannazzo, Oddo, Samannà, Rizzo, Guaiana, Cannavò e Barraco. Questa è la formazione di Alberto Amoroso. Risponde la Don Carlo Misilmeri di Giuseppe Tumminia, 4-3-3 a specchio. Il tecnico del Misilmeri che schiera Zumbo in porta, difesa 4 formata da Lavardera, Pellegrino, Mancuso e Ferrara. In mezzo al campo spazia Pace, Cerniglia, il capitano e Federico, e poi lì davanti il tridente formato da Lucera, Matera e Lo Gerfo. A disposizione di Tumminia vanno Chinnici, Romano, Di Spezio, Scattareggia, De Caro, Aloisio, Ferrara, Virzì e Pellegrino. L'arbitro è Andrea Augello della sezione di Agrigento, coadiuvato dai due assistenti Francesco Conti della sezione di Enna e Gaetano Florio della sezione di Agrigento. Ultimi check da parte del direttore di gara. Davvero tutto pronto qui a Trapani. Questa che è la sesta giornata di eccellenza Girone A. Adesso sì che si può partire. Sguardo al cronometro. Si va, è iniziata Accademia Trapani contro Don Carlo Misilmeri con il primo possesso in favore dei padroni di casa. Subito lancio, palla che scorre, rimessa con le mani per la Don Carlo Misilmeri. La spizzata di Matera. Demba, mezza 2, prova a passare Demba, viene atterrato, primo fischio del direttore di gara dopo appena 40 secondi di partita. Primo calcio piazzato in favore dell'Accademia Trapani con la percussione di Demba, atterrato, passato in mezza 2 il numero 8. Poi il fischio da parte di Andrea Augello. C'è Secum sul pallone, ma anche lo stesso Demba. Si allontana, no, Secum, vediamo. Sembra Ignazio Agnello, l'iniziato numero 1. 4 in barriera per Alessio Zummo. Senza paura, Vice! C'è anche Secum, fischia l'arbitro, va Secum col destro,
sul palo coperto da Alessio Zummo, che lascia sfilare con calma. Era sulla traiettoria del pallone il numero 1 della Don Carlo Misilmeri. Dunque anticipo della sesta giornata di Eccellenza Girone A, domani alle ore 15:30. Aspra Mazzara, Castellaccia contro Folgore Castelvetrano. Poi la partita fra Gerace e Athletic Club Palermo, ma attenzione perché prova l'Accademia Trapani a rendersi pericolosa con Demba Secum, il palleggio della formazione di casa. Poi il Mazzara 46 ospiterà la Nissa sempre domani alle ore 15:30. Oratorio Sancire Giorgio contro Super Giovane Castelbuono. Demba apre con il destro, il tentativo da parte di York. Parazum era comunque in fuorigioco il numero 11 per completare il quadro della sesta giornata. Pro Favara contro Castellammare sempre domani alle ore 15:30. E infine Unitas Sciacca contro Folgore. Aveva calciato verso lo specchio della porta York, era però tutto fermo per posizione di fuorigioco. Secum, l'imbucata per Castiglione che mette giù in qualche modo. Inizialmente era riuscito a tenere il pallone in campo, poi no, e quindi rimessa con le mani per Ferrara che lascia a Cerniglia. La spizzata di Matera. Demba a gamba, prova a dimostrarlo la Vardera. Il tempismo della chiusura, poi Cerniglia è un po' lento nella giocata. Federico, il pressing di Demba, poi York recupera palla, Mancuso la mette in fallo laterale. Con Federico, Viscio, dai! Va a battere Cammareri. Demba è pressato, prova ad aprire. Castiglione va dall'altra parte dove c'è York, un po' lungo il traversone di Castiglione. York lo tiene in campo e poi scarica. Secum, la pressione di Federico. Secum apre, Alessio Zummo abbranca in presa alta. Nulla di fatto per l'Accademia Trapani che sta comunque dimostrando di avere le capacità per prendere in mano questa partita. Zummo più lungo che può, Matera prima di lui. C'è Dario Marrone, classe 2005, difensore centrale dell'Accademia Trapani. L'ultimo tocco è proprio dell'attaccante numero 9, Matera. Mistretta, pressing di Matera, mette un po' in difficoltà l'estremo difensore dell'Accademia Trapani che è costretto a mettere il pallone fuori. Guadagna Misilmeri. La rimessa con le mani. C'è la Vardera. È venuto incontro Pace, non si è inteso però con il suo terzino di riferimento e dunque in via dal fondo. Nella Don Carlo Misilmeri assente Cosentino per squalifica. Girgenti infortunato. Cosentino che tra l'altro ha saltato anche le prime 3 di campionato per una squalifica che doveva scontare rispetto alla precedente stagione agonistica. Poi l'episodio controverso che l'ha visto protagonista nella scorsa giornata sul gol del Mazzara di Licata sui sviluppi di calcio d'angolo. L'arbitro, anzi l'assistente, ha prima alzato la bandierina e tutti avevano pensato al fuorigioco, in realtà era stato fischiato fallo
proprio commesso da Cosentino. Dopo un check tra il direttore di gara e il secondo assistente è stato convalidato il gol. Espulso Cosentino per 3 giornate per condotta violenta. Da regolamento in caso di appunto condotta violenta è uno dei pochi in cui l'assistente può segnalare un fallo in area di rigore. Decisione comunque presa in tempi davvero lunghi da parte dell'arbitro e del secondo assistente. Forse qualcosa da puntare soprattutto in termini di tempistiche della segnalazione, di comunicazione appunto di tempistiche, soprattutto nel prendere la decisione finale. 8° minuto di gioco. Ferrara butta giù Castiglioni, non c'è fallo per l'arbitro. Poi finta del terzino della Don Carlo sulla pressione di Demba. Rimessa laterale Accademia Trapani. C'è Pietro Lala. Castiglione. Mezza 2, il 10 scarica. Cross. C'è York che la gira col destro. 9° minuto, primo squillo per l'Accademia Trapani. Una vittoria oggi l'Accademia Trapani entrerebbe in piena zona playoff. Domani le altre partite di eccellenza. Accademia Trapani che ha scelto di anticipare il match al sabato per consentire di fatto ai suoi tifosi di poter venire allo stadio, visto che domani in contemporanea ci sarebbe stata la partita del Trapani contro il Locri alle ore 15, 8ª giornata del girone I di Serie D. Trapani che è secondo in classifica con 18 punti in 6 partite, tutte vittorie fin qui. Totti, dai, lo fai, Totti, dai! Dietro! Primo calcio d'angolo della partita per la Don Carlo. C'è Raimondo Lucera sulla bandierina. Il movimento dei calciatori della Don Carlo. Poi Pace commette fallo, troppo plateale qui la spinta, anzi no, sì esatto, fallo è stato commesso da Pace, attimo di indecisione. C'è Demba dell'Accademia Trapani a terra in area di rigore, quindi intervento dello staff medico dell'Accademia. Accademia Trapani che ha instaurato una partnership con il Sassuolo. La firma di questo contratto, ha detto il direttore generale Francesco Gambicchia, è per noi motivo di grande soddisfazione. Periodicamente i tecnici del Sassuolo verranno a Trapani e viceversa, nell'ottica di un confronto continuo sulle metodologie di lavoro. A breve alcuni ragazzi dell'Accademia Trapani potranno anche fare un provino per il club neroverde. Pronto a rientrare Demba, eccolo qui, il numero 8. Lamin, finta e va via. Porta palla, la chiama York. Eccolo servito il numero 11, troppo lungo però. Il passaggio di Ignazio Arniello per York. E dunque rinvio dal fondo per Don Carlo Misilmeri. Presenti anche 5 ultra della Don Carlo.
stanno provando a incitare i ragazzi di Tuminia. Mistretta, Lala, Nolfo, Secum, apre per York, soluzione cercata più volte già in questi primi 12 di partita, poi commette fallo l'11 ai danni dell'altro numero 11, ovvero Vincenzo Logerfo. Le indicazioni di mister Amoroso. Dobbiamo accompagnare questo il messaggio dell'allenatore. Effettivamente poco fa York aveva sì campo, ma era un po' solo, nessun compagno si è proposto. Demba, Castiglioni, il mancino cerca e trova Nolfo che prova a mettere in mezzo, lontana Federico in qualche modo, la palla è buona per Matera, finiscono giù sia lui che Dario Marrone, non c'è fallo secondo l'arbitro. Gioco interrotto. Tuminia ne approfitta per dare qualche indicazione ai suoi ragazzi, lui che ha la seconda esperienza sulla panchina della Don Carlo, la prima nel 2018-2019 quando vinse i playoff di promozione, quest'anno appunto sul campo il ritorno storico in eccellenza, la conquista per eccellenza. Si è rialzato Matera, anche Marrone, proprio sotto la nostra telecamera. E si riparte nel possesso per l'Accademia. Viene cercato York, fa buona guardia la Vardera. Logerfo, Cerniglia prova ad aprire da Lucera, la spizzata del 10, si era inserito Matera, tutto fermo per posizione di fuorigioco. Secum, Demba si fa vedere e poi appoggia a Lala, Marroni. Porta palla con personalità il difensore classe 2005, poi imbuca anche abbastanza bene per York. Attento, Mancuso mette in fallo laterale. Bravissimo qui Dario Marrone a portare palla, poi a cercare la velocità di York. Cammareri, Agnello, Secum, ancora per Cammareri, fuori gioco, qualche protesta da parte dell'arbitro e richiamo verbale del direttore di gara. È difficile capire se effettivamente Cammareri fosse in posizione di fuorigioco. Spazio per la Don Carlo, Giovanni Pace, Lucera, stoppa con il destro, mette col sinistro, Secum con una spalla devia in calcio d'angolo. 17esimo, 0-0 fra Accademia Trapani e Don Carlo Misilmeri. Sale Mancuso, c'è anche Pellegrino, doppio fischio
dell'arbitro si dovrà ripetere il tiro dalla bandierina. Qualche trattenuta di troppo. Si va. Corner battuto, Mistretta mette fuori, era finito giù Mancuso. Non dà di fatto pare il direttore di gara. Agnello cerca ma non trova Castiglione. Dietro per Federico, cambiamoli. Ok, la marcatura. Federico. Indicazioni tattiche da parte di Amoroso. Ha detto qualcosa ai suoi in merito al cambio di marcatura. Viene cercato York, non è una novità, stavolta il pallone è corto, Mancuso scarica per Alessio Zummo. Pellegrino. Pressing di Nolfo. Pellegrino va da Matera. Lucera. Secum gli strappa il pallone, torna Lucera, esce palla al piede, poi Lala. Demba. Murato da Mancuso. Marrone, Cammareri, sbaglia il passaggio il capitano dell'Accademia Trapani, poi finisce giù Cerniglia e quindi calcio di punizione per la squadra di Mister Tumminia. C'è Federico sul punto di battuta. Uno solo in barriera per Mistretta. Si lamenta della vicinanza Federico, che adesso va con il destro sul primo palo. Pallone che passa. C'è Matera. Secum la tocca quanto basta per fermare l'avance del numero 9 della Don Carlo. La Bardera. Matera prova a cercare pace. Ferrara. Castiglione. Primo cartellino della partita per Cristian Ferrara. Fallo su Castiglione. Monito dunque il numero 2 al 21esimo di gioco. Bravo Castiglione a far ripartire subito i suoi. L'arbitro ha segnalato però un'irregolarità da parte di Ferrara, che continua a non essere troppo d'accordo, ecco, diciamo così, con il direttore di gara. Secum. Castiglione troppo prezioso stavolta. Matera, c'è Secum, poi Federico, occhio che apre da Lucera, che punta la min per il 10, mette al centro dove lo Gerf è un po' in ritardo e quindi possibilità di contropiede per l'Accademia Trapani. Nolfo stoppa col petto, Mancuso, bravo qui il centrale della Don Carlo, prendere il tempo
Nolfo. Siamo già dall'altra parte dove corre, sgasa Lucera sulla corsia di sinistra. Non può tenere però questo pallone in campo. Con calma Francesco Mistretta. Qui per la Don Carlo in trasferta, una sconfitta e un pareggio. La caccia del primo successo esterno stagionale, la squadra di Tuminia. Demba punta Mancuso, va in suo soccorso Ferrara, che si impegna ma non può tenere il pallone in campo. E corner per i padroni di casa, 23esimo sul cronometro. Zummo ci mette 2 pugni, poi calcio di rigore, è finito giù York, ammonizione per Stefano Cerniglia. Episodio dubbio al 24 con Cerniglia che ha colpito York, da cui è complicato giudicare, da proprio a ridosso dell'area di rigore. L'arbitro ha deciso di assegnare il penalty per l'Accademia. Federico Nolfo prende il pallone, lui che non ha ancora segnato in questo campionato. Quando entriamo nel 25esimo minuto di partita, episodio chiave, Nolfo contro Zummo. Fischia l'arbitro, va Nolfo, para Alessio Zummo che tiene in vita il Misilmeri. Bravissimo l'estremo difensore della Don Carlo. Un impeccabile il tentativo di Nolfo. Zummo esulta come se avesse fatto un gol. Si resta 0-0, ma che chance per l'Accademia Trapani. Ammonito anche Pellegrino per proteste dopo Cerniglia. Ancora a protestare Cerniglia per appunto il calcio di rigore concesso dall'arbitro. Deve restare calmo qui il Misilmeri, anche perché Alessio Zummo ha neutralizzato la soluzione di Nolfo. Altro fischio, sta un po' innervosendo la partita. Matera ha commesso fallo su Agnello, deve ritrovare calma la Don Carlo, anche perché siamo solo al 26esimo di partita. Il punteggio è di 0-0, c'è tutto il tempo del mondo per portare dalla propria parte la partita. Secum con il destro va a cercare Cammareri o York. Uno dei due, non arriva nessuno, è rinvio dal fondo per il Misilmeri con Zummo che fa respirare i suoi. Matera, la Mardera, fallo abbastanza dubbio qui New York. Si deve riprendere a giocare, interruzioni. Questi
questa prima parte del primo tempo. Cerniglia, Lo Gerfo, la spizzata per Matera, si alza la bandierina, fuori gioco. Che occasione per l'Accademia qualche minuto fa nel calcio di rigore fallito da Nolfo. York, Pellegrino, non riesce a controllare Lo Gerfo. Cammareri, Marrone, Demba prova a mettere un po' di ordine, ce n'è bisogno con la suola, ancora Demba, serie di finte, va da York, prova ad accentrarsi, poi pesca Nolfo e di spalle Nolfo prova a girarsi, è accerchiato, perde il pallone. E attenzione perché c'è Lucera che dall'altra parte prova a servire Matera con il tacco. Matera lascia la palla lì, poi Lo Gerfo se la porta sul sinistro, calcia Lo Gerfo, Don Carlo Misilmeri 1, Accademia Trapani 0, tiro sporcato, beh, quanto basta per portare in vantaggio la squadra di Tumminia. La firma è di Lo Gerfo. Secondo gol in campionato per l'attaccante di Tumminia. Esultanza rabbiosa della panchina della Don Carlo. 0-1. È nato dalla giocata di Lucera, il colpo di tacco poi di Matera, l'apertura per Lo Gerfo che da lì non ha sbagliato. Adesso l'inerzia della partita è tutta in favore della Don Carlo Misilmeri. Marrone, Secum, squadre lunghe al 30°. Secum cerca York, prova a mettere giù l'11. Pellegrino, non molla di 1 millimetro Castiglione. Nolfo, pallone allontanato. Cammareri, Secum, Castiglione, c'è anche l'ala, ce l'ha sul mancino, cerca York, Nolfo di testa. Zummo, provato a rifarsi Nolfo dopo il penalty fallito. Allora la sfida personale con Alessio Zummo pende decisamente dalla parte del portiere della Don Carlo. Marrone alla meglio su Matera. Pace, si fa vedere Cerniglia, ne ha 3 addosso Pace. Lucera sbaglia completamente la misura del passaggio, si arrabbia Tumminia ma non c'è tempo perché l'Accademia Trapani prova ad affacciarsi nella metà campo avversaria, perde un brutto pallone Castiglione e quindi attenzione alla Don Carlo con Pace. C'è ancora Matera che apre per Federico, ne ha 2 addosso, non riesce a creare superiorità numerica qui la mezzala di Tumminia. Volata via la prima mezz'ora di gioco. 0-1 per la Don Carlo Misilmeri. La Bardera cerca Matera. Secum è su il colpo di testa, è messa con le mani. Per la Don Carlo. Lo Gerfo chiamano un tocco col braccio i giocatori della Don Carlo dopo il colpo di testa di Lo Gerfo. Si gioca,
sbaglia il passaggio Ferrara. Possibilità per l'Accademia Trapani. Con York che vince il rimpallo. York contro Zummo. Entra in area, York cade giù. Non c'è contatto secondo l'arbitro. Che cosa si è divorato York? Mamma mia. Adesso non c'è un attimo di pausa. Al 32, che chance con York. Poteva certamente calciare qualche frazione di secondo prima. Finito poi giù. L'arbitro non ha concesso il secondo rigore della partita. Pellegrino esce da leader, palla al piede, finisce giù con un calcio di punizione preziosissimo. Si è accesa la partita. 10 minuti, 3, 4 palle gol importanti da una parte e dall'altra. Zummo. C'è la sua firma fin qui su questo punteggio. Da un portiere all'altro in stretta. Lamin. Agnello. Secum. Cambio di direzione, un po' indeciso qui il 4, chiede a Cammareri di venire incontro, poi York, Nolfo, Agnello, Pace strappa palla, Abemba, Cerviglia, punizione. Intanto Cerviglia sta facendo il play con Pace e Federico ai suoi fianchi. Inizialmente giocare proprio da mezzala sinistra il capitano della Don Carlo. Secum alza un campanile. C'è Matera che di testa serve di fatto nessuno. York si mette davanti col corpo e la fa passare. Bravo, poi Cerniglia a fermare Secum. 10 minuti circa, la fine della prima frazione di gioco. Demba cerca York, York passa su Mancuso, c'è Pellegrino, ancora York che si rende pericolosissimo in campo aperto quando viene lanciato dai compagni di squadra. Stavolta però non riesce a concludere verso lo specchio, poi si infila di prepotenza dentro l'area dietro l'ala. Chiusura di Mancuso al calcio d'angolo. C'è Secum sul primo palo, mette fuori lo Gerfo che è gasato dopo aver portato in vantaggio i suoi. York, anzi no, pardon, era Lamin che è tutto solo sul secondo palo, non è riuscito a battere la rete verso la porta di Zummo. Lamin, che è difensore di nazionalità gambiana, ha iniziato la sua carriera calcistica in patria, poi l'arrivo in Italia, prima dell'Accademia ha giocato con la SD Valterice Calcio. Qui è andato a segno anche 3 volte nel campionato di prima categoria. Qui c'è andato vicino l'altra volta Lamin, poco preciso però, quindi Castiglione va via su Ferrara, Castiglione mette in mezzo Pellegrino, la chiama Zummo, c'è Demba, Zummo, bravo qui il portiere del Misin Mary che si è andato a prendere in alto questo pallone, poi il fallo di Demba.
presenza in Serie D, Licata e Taormina, la presenza anche in Coppa Italia. Il Benevento nella stagione agonistica 2013-2014, un Benevento Pontedera terminato 4-0, che nel dicembre del 2022 si è trasferito da Missimeria Sciacca per poi fare ritorno nella Don Carlo nell'estate del 2023. Tra i migliori in campo, se non il migliore in campo, Alessio Zummo, che fin qui ha dato solidità, difesa parata, calcio di rigore. Speriamo per lui che non sia niente di preoccupante, si rialza Alessio Zummo. Di partita 0-1, decide al momento, al 28, il gol di Lo Cerfo. Si può riprendere a giocare. Lala di testa chiude l'avance di Lucera. Con calma Ferrara va a battere questa rimessa, prova a suonare la carica Amoroso. Trapani che ha un po' subito il contraccolpo psicologico chiaramente di aver sbagliato un calcio di rigore e poi di essere andato sotto nel punteggio. Pace, Ferrara, Rossa in bocca a Mistretta che non senza difficoltà controlla il pallone ma il giocherà fermo. Era uscito prima il pallone bianco. Pace, break della Don Carlo, ancora al limite dell'area, prova a calciare Mistretta, sicuro qui. Non era andato Pace, poi ha provato a calciare dal limite dell'area, un po' poco per far male al portiere dell'Accademia Trapani. Secondo Agnello va via, poi la barriera, fallo, quarto ammonito Casa Misilveri. Dopo Ferrara, Pellegrino e Cerniglia, anche la Bardera del taccuino dei cattivi. Che seleziona due panchine. Ci sono Secum ed Agnello sul punto di battuta, 3 in barriera per Zummo, 41esimo in corso. Va Secum morbido sul secondo palo a pescare Lamin. Fuori gioco, ma che occasione per l'Accademia Trapani. Era comunque tutto fermo per la posizione di offside del numero 6, che è già andato vicino 2 volte con questa. Quello che sarebbe il suo secondo gol in campionato. Secondo, cerca Lolfo, Pellegrino, Lo Cerfo, proteste dell'Accademia Trapani,
si alza qualche folata di vento. Qui al campo Roberto Sorrentino di Trapani. Cernia va da Lucera, troppo lungo però il suggerimento di Cernia. Nolfo, spallata irregolare secondo l'arbitro. Lucera si prende questo pallone, siamo molto lontani rispetto allo specchio della porta difeso da Mistretta. Sale Pellegrino, c'è Matera, lo Gerfo, anche Pace si inserisce, poi anche Mancuso. È finito giù un calciatore dell'Accademia Trapani, ha scheggiato la traversa Lucera, praticamente da centrocampo. Provato da posizione praticamente impossibile l'ex attaccante del Palermo, che ha segnato il primo gol storico del nuovo corso targato Dario Mirri a Marsala, vittoria che resterà impressa nella memoria dei tifosi rosanero. E mezzo circa al duplice fischio. Matera, secondo più fame, gli strappa il pallone, poi Nolfo contro Ferrara, c'è Castiglione, la fa scorrere un po', rimessa per Carlo. Entriamo di fatto nell'ultimo minuto del primo tempo di questo anticipo della sesta giornata di eccellenza. Pace con le mani. Ferrara. Attenzione a Lucera che prova a prendere il tempo a Marrone. 2000 contro classe 2005, 10, punta il 5, prova a passare, finisce giù, non c'è fallo. Fallo commesso ai danni di Pace, punizione che fa passare secondi preziosissimi per la Don Carlo. Praticamente l'ultima opportunità di questo primo tempo. In barriera per Mistretta, batte Federico, troppo lungo il suo traversone. Mi pare che l'arbitro abbia segnalato 3 minuti di recupero. Marrone, York, c'è anche Nolfo che poi alza questo pallone per provare a sfruttare la velocità di York. Mancuso, bravo ancora una volta. Secondo, Cammarelli, Agnello con il mancino per Demba, Zumo la chiama, c'è Pellegrino che fa un ottimo lavoro in fase di copertura, aspetta l'uscita del suo numero 1. Zumo va direttamente da Lucera, c'è Lamin Pace nel confine dell'area di rigore, poi sbaglia Ferrara. Lamin, Demba,
c'è York larghissimo, preferisce la soluzione corta, Demba, ovvero Castiglione che passa su Ferrara. Occhio al 10 che punta Pellegrino, prova ad andare ancora Castiglione, la mette in mezzo, c'è Nolfo, spara alla porta, scarica per Secum, una botta da fuori, incredibile, sul finale di primo tempo il pareggio dell'Accademia Trapani con Secum. Primo gol in campionato per il numero 4 dell'Accademia Trapani e pareggia i conti sul finale di primo tempo. È riuscito ad andare gli spogliatoi in vantaggio. Bravo Castiglione a creare superiorità numerica sulla corsia di destra. Poi Secum, volta imprendibile dopo l'ottimo lavoro di Nolfo. Federico pesca Matera, si alza la bandierina, fuori gioco. Arriva ora il duplice fischio dell'arbitro, vanno a riposo sul parziale di 1-1 Accademia Trapani e Don Carlo Misilmeri. Al gol di Logerfa al 28esimo minuto di partita ha risposto Secum in pieno recupero. Voi restate connessi sul canale YouTube di Sportisili, ci fermiamo per pochi istanti, poi qui per raccontarvi il secondo tempo di Accademia Trapani contro Don Carlo Misilmeri, sesta giornata del girone A di eccellenza. A tra poco. Una partita totalmente diversa da quella casalinga con Marineo e al cospetto di una squadra molto forte, quindi sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi e in tutte e due le fasi. Hanno fatto bene, hanno avuto l'atteggiamento, l'aggressività che piace a me. E certo il problema del gol c'è, non posso dire che hai torto perché il problema del gol c'è, ci stiamo lavorando. Chiaramente gli attaccanti per primi ne soffrono di questa cosa, però non è un problema decisivo, l'importante è che la squadra abbia l'equilibrio giusto per affrontare il campionato. Per il resto troveremo le soluzioni per fare qualche gol in più perché in effetti ce n'è bisogno. Giustamente la fiducia arriva solo con i gol, però per trovare i gol bisogna avere la cattiveria. Ci sono state delle situazioni molto interessanti che se fossero state accompagnate da una cattiveria giusta sarebbero state dei gol. Loro hanno tutta la mia fiducia, sia Terranova che Ganci e Vassallo, per cui devono stare molto tranquilli che i gol arriveranno. È chiaro che se siamo un po' più cattivi e ci crediamo per primi noi, arriveranno prima. Mi sono piaciuti Mannino e Ganci, hanno dato una scossa emotiva sia alla squadra sia ai ragazzi che poi sono subentrati, perché si va capendo che tutti siamo importanti, che tutti possiamo giocare e che nessuno è tagliato fuori nella mia rosa, quindi in allenamento devono essere pronti perché da un momento all'altro tocca a loro. Oggi è toccato a Ganci e Mannino e sono veramente molto soddisfatto di come hanno risposto. Non dimentichiamo che avevamo 5 under in campo. Queste sono le partite più facili da preparare perché il Pro Favara è una squadra fortissima, accreditata a vincere il campionato. Noi andiamo là a giocare la nostra partita, a pesare il nostro valore con grande tranquillità, sapendo che i favori del pronostico stanno tutti dalla loro parte. Nell'arco dei 90 minuti penso che il risultato di pareggio sia il risultato corretto. Sembrava una sfida Davide contro Golia, bastava guardare gli organici e i giocatori blasonati e di categoria superiore che annoverava lo Sciacca contro un Castellammare che ha schierato sin dall'inizio 5 under, per cui dico, sembrava una sfida impari. L'inizio della partita lo Sciacca è partita scombattuto, poi noi abbiamo preso le misure e devo dire che nel secondo tempo la squadra è anche uscita bene.
È la classica partita che potevamo vincere e potevamo perdere, perché abbiamo avuto anche noi le nostre brave occasioni. Alla fine va bene il punto, in queste partite è meglio sempre non perdere e muovere la classifica. Dispiace non aver potuto approfittare di alcune occasioni per battere questo organico così importante qual è lo Sciacca e raggiungere la vittoria casalinga, però per non di meno, ripeto, il nostro obiettivo è la salvezza, quindi è importante muovere sempre la classifica. Poi nel percorso di crescita devo dire che oggi la squadra ha dimostrato grande compattezza, ha giocato con grinta, con ardore agonistico, ha giocato devo dire alla pari contro lo Sciacca, perché non ho visto nessuna supremazia territoriale particolare, magari un passesso di palla maggiore dello Sciacca, ma non ricordo grandissime parate del nostro portiere, quindi alla fine dei 90 minuti accettiamo di buon grado il pareggio. Secondo me Concialdi andava espulso prima perché aveva fatto un fallo analogo a quello per cui ha avuto la seconda ammonizione, quindi poteva andare fuori prima e a quel punto, avendo più tempo a disposizione, potevamo anche, diciamo, insidiare maggiormente la portata dello Sciacca. La posta era in palio molto alta, noi venivamo dalla sconfitta di Casteldacce e volevamo ripartire per raggiungere il nostro obiettivo. Lo Sciacca aveva cambiato in settimana l'allenatore e voleva, appunto, dopo la sconfitta interna con l'Atletico Palermo, ha cercato di ottenere la posta in palio piena, però quando due squadre vogliono vincere alla fine poi ne viene fuori un pareggio che secondo me è il risultato corretto, ci consente di raggiungere quota 6 come ho detto, e rispetto a quelle che sono le nostre ambizioni di classifica devo dire che siamo assolutamente in linea con i programmi. Ora arrivano le sfide difficili, quasi proibitive, domenica andiamo a Favara e quindi cercheremo di onorare l'impegno sapendo di trovare davanti una vera e propria corazzata. Mister Bognanni, mister, parto col dirle che la Super Giovane Castelbuono oggi ha dominato la gara andando poche volte in difficoltà, però soprattutto i primi due gol sono nati con una cosa che lei chiede molto, il recupero alto. Sì, oggi abbiamo fatto una buona partita, i ragazzi stanno lavorando bene, già venivamo da un percorso abbastanza importante, stiamo lavorando sotto tutti i punti di vista. Oggi la squadra ha fatto di nuovo un'altra grande prestazione, abbiamo giocato mercoledì, a distanza di 3 giorni abbiamo ripetuto un'altra buona prestazione. I ragazzi lavorano, c'è un bel gruppo, lo dico sempre, c'è una bella intesa, la società è unita, non ci fa mancare niente e oggi i 2 gol sono nati su un pressing altissimo, noi facciamo una pressione altissima perché sappiamo come fare, i ragazzi lavorano bene, lavorano tanto anche a livello fisico, se c'è da fare una corsa in più per il compagno la fanno e poi dentro il campo si trovano a meraviglia. Ripartiamo da qui, oggi sapevamo che affrontavamo un buon avversario, un avversario allenato bene, un avversario che ha come noi l'obiettivo della salvezza. I primi 35 minuti sono stati spettacolari, abbiamo costruito tanto, poi abbiamo rischiato su una ripartenza, ma la squadra poi subito ha ripreso il gioco, ha macinato il gioco, abbiamo fatto il primo gol, il secondo tempo poi abbiamo raddoppiato e da lì la partita è andata in discesa. Ripartiamo da qui, non abbiamo fatto niente, dobbiamo lavorare con umiltà perché abbiamo tutti sempre da dimostrare giorno dopo giorno e cerchiamo di lottare partita dopo partita. Prossima partita contro il Marineo, mister, ci sarà lo stesso approccio che ha visto oggi contro l'Aspra? Ma noi abbiamo un'identità, noi giochiamo in casa, giochiamo fuori casa, ci alleniamo sempre in un campo lontano da Castelbuono, giochiamo sempre in un campo lontano da Castelbuono, quindi non è un problema per noi in casa o fuori casa. Noi abbiamo la nostra identità, andiamo a giocare alti, andiamo a prenderli, abbiamo le nostre uscite, lavoriamo nella fase di possesso, nella fase di non possesso, durante le transizioni, quindi qualsiasi avversario noi cercheremo di fare la nostra partita, sempre rispettando tutti. Sappiamo che è un campionato difficile, sappiamo che dobbiamo salvarci, quindi già anche testa alla prossima partita perché, ripeto, il Marineo è una buona squadra, ha giocatori di categoria e sappiamo che dobbiamo andare a fare una battaglia sportiva. Grazie mister Bognanni, in bocca al lupo per il futuro. Grazie a voi e un applauso soprattutto anche ai tifosi della Super Giovane Castelbuono che stanno facendo un po' di sacrifici, che vengono a vederci qua a Geraci, però ci spingono, ci stanno vicino. E poi la società che non ci fa mancare niente è i ragazzi. I ragazzi, i complimenti vanno a loro perché lavorano tanto e hanno tanta voglia e determinazione. Sono qui con l'Ehonel Javier Belecco. Oggi hai fatto un grande recupero alto, come chiede molto spesso mister Bognanni, e si è andato a segnare.
anche complice l'errore da parte del portiere Demiere, però il tiro era veramente forte. Emozionato dopo il gol? Certo, sì, sì, sì. Era bisogno di fare gol e di finire una partita con gol. Di tanto sacrificio che stavo facendo, mi meritavo fare i gol e oggi è arrivato, quindi sono felice. Supergiovane Castelbuono, unica squadra imbattuta in tutte le 2 competizioni del girone A. Come te lo spieghi questo? Il sacrificio di ogni giorno, di ogni settimana, però dobbiamo essere calmi che ancora non abbiamo fatto niente. Passo passo, piano piano, come diciamo in Argentina. Prossima sfida contro il Marineo, come si approccerà questa gara secondo te? Niente. Ora riposare, pensare in questi 2 giorni di fare un buon riposo, quando si entra si penserà in questa partita, però come sempre dobbiamo vincere. Raffaele Palazzo, difensore centrale dell'Aspra. Raffaele, giovane Castelbuono che è riuscita oggi a battervi, però voi in alcune circostanze avete sfiorato anche il vantaggio con dei passaggi in profondità verso Marrone e verso Giglio che in alcune occasioni sono stati pericolosi. Tanto ci sono da fare i complimenti a questa squadra, al Castelbuono, perché ha espresso un ottimo calcio. Poi nel loro momento migliore, dove noi ancora dovevamo prendere le misure, abbiamo avuto 2 o 3 occasioni da gol nette, dove magari facendo gol la partita possibilmente poteva cambiare, magari no, perché poi giustamente è fatta da episodi. Poi giustamente a 1 minuto dal termine del primo tempo abbiamo beccato un gol che si poteva, secondo me, un po' evitare, anche se riuscivamo a stare un po' più attenti. Diciamo questo gol alla fine ci ha un po' tagliato le gambe. Poi nel secondo tempo eravamo convinti di riuscire comunque a mantenere la partita, però poi subito a freddo abbiamo ripreso il secondo gol su un errore che abbiamo fatto e quindi un po' la partita poi diciamo è cambiata. Ci sono stati tanti episodi che secondo me dal punto di vista arbitrale potevano essere condotti in maniera un po' diversa. Abbiamo subito così tante ammonizioni che secondo me alcune erano ingiuste, anche la mia nei primi minuti non mi è sembrato un fallo comunque da ammonizione, però giustamente è inutile parlare degli arbitri. Il calcio è fatto di questo, adesso ci costa soltanto allenarci, cercare di rientrare con la testa, perché giustamente subire una sconfitta così pesante è sempre brutto, e quindi niente, testa alla settimana per lavorare, che già la domenica ci aspetta una partita importante. Ben ritrovati dal campo Roberto Sorrentino di Trapani Cambio nella Don Carlo Misilmeri. Esce Ferrara con il 2, era ammonito dentro al suo posto Giuseppe Romano, classe 2005. Primo tempo che si è chiuso sul punteggio di 1-1 grazie ai gol di Logerfo nella Don Carlo e poi il pari in pieno recupero di Secum. Pare aver cambiato mondo. Tuminia sembra essersi messo a 3 dietro, vediamo nel corso di questo secondo tempo. Si riparte
dal punteggio di 1-1. Anzi, no, era solo uno schema in vista del calcio d'inizio. Matera. Sostanzialmente Pellegrino è andato a fare il terzino di sinistra, Mancuso e Cerniglia si abbassa a fare il centrale mentre Romano va a fare il play, la Vardera sulla destra, poi le due mezze ali Pace e Federico, lì davanti il tridente composto da Matera, Lucera largo a sinistra e Lo Gerfo dall'altra parte. L'Accademia Trapani Amoroso conferma il 4-3-3 del primo tempo, in stretta in porta, linea di difesa a 4 formata da Lala, Lamin, Marrone e Cammareri. Secondo autore del gol fare il play con Agnello e Temba, mezzale. Lì davanti i tre, Castiglione, Nolfo e York. Secondo cerca York, è di spalle, scarica, Temba prova a prendere velocità, Pace lo ferma e va da Raimondo Lucera, non riesce a controllare. Secondo, questo che è l'anticipo, ricordiamolo, della sesta giornata del girone A di eccellenza, gioca di sabato per evitare la concomitanza con il Trapani impegnато domani nel girone I di Serie D contro il Locri. Attenzione a Nolfo che si sbraccia su Cerniglia che dimostra grande duttilità e appartenenza a fare un ruolo non suo che abbia ricoperto nel passato, senza pesante quella di Alberto Costantino, squalificato per 3 giornate dopo la partita con il Mazzara. Nolfo, Secum, Agnello, York, è chiuso, deve tornare da Cammareri, Secum, il pressing di Romano, bravo il 4 a trovare Agnello che poi vede un corridoio per York, non riesce a percorrerlo però numero 11, quindi Demba, Lala. C'è Castiglione che ha propiziato il gol del pareggio, è nato da una sua giocata sul finale di primo tempo, brava a sgusciare via, poi il pallone in mezzo per Nolfo che ha protetto prima il pallone e poi l'ha scaricato per il tiro di Secum. Non poteva far nulla Zummo, che ha parato tra l'altro un calcio di rigore a Federico Nolfo sul punteggio di 0-0. Pellegrino la fa sfilare. Accademia che nella scorsa stagione ha vinto i playoff del girone A di promozione e poi lo spareggio che appunto dava accesso all'eccellenza, ha perso contro l'Aspra in una partita in cui è passato in vantaggio al secondo e ha subito il gol del pari al 97esimo, poi appunto il ripescaggio in eccellenza. Eccellenza
girone A, dove è al 7° posto al momento l'Accademia Trapani a 8 punti prima di questa partita. Domani le altre gare valide per la sesta del girone A di eccellenza: Spramazzara, Castellaccia, Castelvetrano, Geraci Athletic Club Palermo, Mazzara 46 Nissa, Oratorio San Ciro Giorgio contro Castelbuono, Pro Favara Castellammare e infine Unitas Sciacca contro Fulgatore. Nolfo allontana come può la Vardera, fischiato fallo su di lui. Gli ammoniti nella Don Carlo, 0 nell'Accademia Trapani. Uno di questi 4, Ferrara, ha lasciato il posto proprio a Giuseppe Romano al termine, anzi all'inizio del secondo tempo. Demba a gamba, Castiglione. Agnello, c'è York. York punta e va ad Agnello, 1-2 che non riesce in modo impeccabile. La Vardera contro York, prova ad andare via il numero 11, l'altro numero 11 dello Gerfo, scarica un po' malamente il pallone, riesce comunque ad impegnarsi la Vardera per tenerlo in campo e quindi lo Gerfo. Federico, c'è tutto solo Lucera. Federico prova ad autolanciarsi visto che il numero 10 della Don Carlo era in posizione di fuorigioco in stretta. Secum, Lala, terzino, classe 1991. Nolfo, ottima la spizzata per Demba, attenzione che c'è York sull'out di sinistra, tutto fermo però per posizione di fuorigioco del numero 11. Viene cercato spesso York, stavolta è partito al di là, secondo il primo assistente. Matera, la Vardera, Federico in buca per l'inserimento di Pace, arriva prima Mistretta, si lamenta qui Federico, avrebbe voluto il compagno partisse un po' prima per cercare di raggiungere questo pallone. Nolfo, Pace, si fa vedere Lucera e spalla la porta il 10, servito, si accentra Lucera, sovrapposizione di Pace, eccolo qui, numero 18 toccato da Castiglione, fischio, punizione per la Don Carlo Misilmeri. Pellegrino sul punto di battuta, si allontana Castiglione. Il solo numero 10 in barriera per Mistretta, va Pellegrino con il mancino, pallone corto, York la fa passare, c'è Romano su di lui ma il numero 11 è più veloce, se la porta fuori. Con calma la Don Carlo, la Vardera. Pace al limite, finito giù, se non vado errato Scaglione, sì. Punizione per l'Accademia Trapani. Mistretta
va a pescare York. La Vardera, classe 99, reduce dall'esperienza con la maglia della Nissa, un passato in Serie D, le maglie di Gela Marsala e Marina di Ragusa. Lui che è originario di Misilmeri, dicevo, lui che è originario di Misilmeri, un ritorno il suo in maglia bianco-rossa, dato che è cresciuto proprio nel settore giovanile della società misilmerese. È rimasto giù Mancuso. Zummo ha brancato il pallone in presa alta. Mancuso è andato a contrasto con Nolfo, ha avuto la peggio il difensore centrale, in cui autore certamente di un'ottima prova, che è chiamato a un compito non semplicissimo, ovvero quello di sostituire Cosentino nel reparto più arretrato di Tumenia. Secom, il copione è lo stesso, palla York. La Vardera si mette davanti e spazza. Lamin, Demba dentro l'aria, poi Agnello da fuori. Brivido per Radoncarlo. Tutta calma Zummo, va al rilancio. Matera, Logerfo, lui che ha portato in vantaggio la sua squadra alla mezz'ora circa del primo tempo. Lala sbaglia il passaggio, poi Pellegrino la mette direttamente in fallo laterale. Lala, Nolfo va a sfruttare la gamba di Demba, pallone out. Romano perde un brutto pallone e quindi Agnello il buca. Zummo prima di York. Cammareri, pressing di Lucera, ha invertito i due esterni, Tumenia, Logerfo e appunto Lucera. Demba, Logerfo non arriva per una questione davvero millimetrica. Secondo Castiglione, pressing dell'11, sbaglia però Castiglione, poi Romano, break della Doncarlo che si può distendere con la corsa di Lucera. Lucera, è tutto solo Lucera, si alza la bandierina del secondo assistente, si lamenta qui Lucera, che nel dubbio l'aveva messa dentro, il gioco era però fermo e fuori gioco. 59esimo che vola via, 1-1 tra Accademia e Misilmeri. Lala gioca nello stretto, Demba, pressing di Mancuso, Demba lo raggira. Nolfo, finito giù Mancuso, lamenta un colpo al viso. York, occhio che il Misilmeri è senza centrale, York sbaglia completamente la misura del passaggio. Arbitro che va adesso a sincerarsi delle condizioni di Mancuso. Non sembra necessario l'intervento dello staff medico della Doncarlo. Manda a scaldare Samannà. Amoroso, vediamo se farà qualche cambio l'allenatore
dell'Accademia Trapani in questa ultima mezz'ora di partita. Si rialza Mancuso, Zummo cerca Matera, ritesta Lamin, Matera, Agnello, va da York, si butta nello spazio, York va però per vie centrali, lascia l'incombenza di lanciare a Secum. Castiglione, buono lo stop, sovrapposizione di Lala, Castiglione, Secum, Nolfo, Demba, attenzione che punta Demba, calcia da fuori, troppo poco per far male a Zummo. Cambio per l'Accademia Trapani. Dentro con la maglia numero 14 Antonio Iannazzo. Esce Demba. Poi dentro anche il 19 Alessio Cannavò. Per Saul Castiglione, decisivo il suo Guizzo in occasione del pareggio. Occasione del pareggio dell'Accademia Trapani, appunto. Si alza il coro Don Carlo, mentre York prova a sgasare. Romano con grinta, il 2005, poi sbaglia però il rilancio Federico. Non dovrebbe essere cambiato nulla da un punto di vista tattico nel doppio cambio di Amoroso, che Iannazzo sta giocando da mezzala dove proprio era Demba, e Cannavò a prendere il posto di Castiglione sul binario destro. Iannazzo finisce giù, la spinta di Lucera. Per un attimo l'arbitro ci ha pensato a estrarre quello che sarebbe stato il quinto cartellino giallo della partita della Don Carlo. Alla fine no, solo fischio e punizione per l'Accademia Trapani. – 64esimo, solo Pace in barriera, Secum sul pallone, mentre Tumignane manda a scaldare 4. Alla fine 2 in barriera, a Pace si unisce Lucera, Secum, morbido, deviazione Zummo! Che parata di Alessio Zummo, che continua a rendersi protagonista in questa partita. Calcio d'angolo, Secum, ancora a rientrare, colpo di testa di Nolfo sul primo palo, direttamente sul fondo. Bravissimo Alessio Zummo, sta tenendo in piedi il Missile Mary. Va Zummo da Pace, la fa passare il 18 Lucera, 8 il pallone per lui in stretta. Iannazzo porta a spasso Pellegrino, una di fatto qui, sono d'accordo con la valutazione del direttore di gara. Sul pallone l'intervento di Pellegrino.
25 al 90esimo, 1-1 fra Accademia Trapani e Misilmeri. Lala si propone Iannazzo, servito. Nolfo, Cannavò, finta e va, Cannavò, punta Cernia, va sul sinistro, Cannavò calcia! Opportunità per l'Accademia Trapani al 66. Sembra adesso più sbilanciata in avanti la formazione di Alberto Amoroso rispetto a quella di Giuseppe Dubinia. Due le occasioni importanti negli ultimi 2-3 minuti per l'Accademia Trapani. È stato bravissimo Cannavò ad accentrarsi, poi conclusione che va vicina al palo di Zummo. Lavardera, Federico mette giù York, il rientro dell'11. Nolfo, sponda, Romano, Veronica, fallo sui confronti, calcio di punizione per il Misilmeri. Va Romano a cercare lo Gerfo, Mistretta. Personalità qui del play per Misilmeri, Romano, che si è procurato un calcio di punizione. Zummo prima di York. Lavardera. Lo Gerfo è di spalle, prova a tenere il suo fisico, ma Cammareri gli stradica il pallone. York si propone l'ala, Lucera, il rientro del DS. Pellegrino, ancora da Raimondo Lucera, che cerca Matera, c'è Mistretta, prima di tutti. Cannavò, in buca, York per Nolfo, scarico, Iannazzo ci prova, debole il suo tentativo. Secum sul secondo palo, da York, la rimette in mezzo, prova a coordinarsi per una rovesciata Cannavò, poi Romano toccato da dietro, calcio di punizione per la Don Carlo. Bella l'idea di Cannavò, un po' meno la realizzazione. (69esimo) 1-1. Va Zummo. Lamin prima di Matera, Lucera, finisce giù, c'è fallo, Lala, Cannavò, ha cambiato la partita, il suo ingresso in campo, sta dando dinamismo alla fase offensiva dell'Accademia Trapani. Fallo commesso da Nolfo su Cernia tra le proteste del pubblico. Federico si propone Lavardera in sovrapposizione, servito, cross di Lavardera direttamente in porta, Mistretta ci mette 2 pugni e la mette in calcio d'angolo. C'è Lucera sulla bandierina. Va il 10, troppo forte il suo cross, non può arrivare Pellegrino.
20 minuti allo scadere. Come sta con la caviglia? Vediamo come sta con la caviglia. Facciamo capace con C'è qualche movimento nella panchina del Misilmeri. Sta intensificando Flavio Ferrara. Iannazzo sbaglia lo stop. Lo Gerfo. C'è Lucera. Punta e salta Lamin. Lucera ce l'ha sul destro. Lo libera Murato. Pace rientra sul piede preferito. Crossa troppo lungo però per Lucera. Poi Cammareri. Secum. C'è Cannavò che è completamente solo. È partito in posizione di fuorigioco il numero 19 dell'Accademia Trapani. Era al di là. Ha provato a restare Cannavò nei pressi della linea di centrocampo. Non è bastato. Sta per entrare Flavio Ferrara. 2002 terzino del Misilmeri. Matera fuori gioco. È stato pescato al di là Matera della linea di difesa dell'Accademia Trapani. Aveva calciato, si è fatto comunque trovare pronto in stretta. Lala. Secum, scambio tra i due. Iannazzo ce l'ha sul destro, dentro l'area. Iannazzo mette in mezzo, provvidenziale la Vardera. E poi la possibilità di andare dall'altra parte del campo con Federico che porta a spasso Secum. Pellegrino. Pellegrino da fuori. Male qui il numero 6. Proprio Pellegrino lascia il posto a Flavio Ferrara. Vediamo come si risistema adesso il Misilmeri. Eccolo qua, Flavio Ferrara, difensore classe 2002, cresciuto nel settore giovanile del Palermo, diverse esperienze con le maglie di Troina, Gelbison e Riccione. Infatti sì, Ferrara va a fare il terzino, cambio anche nell'Accademia Trapani. Dentro il 16 Samannà, fuori con la maglia numero 7 Ignazio Agnello. Ferrara tocca il suo primo pallone di testa. Iannazzo prova ad andarsene. Mancuso. Fallo su di lui. Fase di stallo della partita. La sensazione è che entrambe le squadre abbiano quasi paura di subire il secondo gol. Qualche spazio c'è però da una parte e dall'altra, quindi sono 15 minuti in cui può davvero accadere di tutto. Lucera. Federico prova a portarsela sul sinistro. York punta la Vardera. Il ritorno prepotente di Lucera, bravo il 10 del Misilmeri.
Lavardera, Matera. Federico prova ad impegnarsi in pressione, stretta lontana. Fallo su Cammareri. Prepara un altro cambio Alberto Amoroso. Sta per entrare Francesco Barraco. Nel frattempo ci prova ancora l'Accademia Trapani con York che se la trascina fuori. Fuori York. 2 gol in questo campionato per il numero 11 dentro Barracco, che ne ha fatto invece uno. Seconda stagione nell'Accademia Trapani, stile d'attacco che può agire su entrambe le fasce, cresciuto nella Forense, ha vestito in carriera per ben 5 anni la maglia della SD Valderice Calcio. Sta per entrare anche nel Misilmeri Francesco Virzì, classe 2004, ex calciatore del terzo tempo. Al rilancio Zummo. Matera sta facendo un grande lavoro in termini di copertura della palla, salire spesso sui compagni di squadra. Eccolo qui il cambio. Fuori Lo Gerfo, autore del gol del Misilmeri. Dentro appunto Francesco Virzì. Fuori un attaccante, dentro un centrocampista. Vediamo come si risistema il Misilmeri. Pare che Pace sia posizionato adesso sulla corsia di sinistra. Vediamo. Lavardera. Secondo. Dall'alto numero 4 Romano. Lavardera grossa. Dami. Sorta di ping pong, poi Iannazzo cerca di mettere ordine Barracco. Gli ultimi 12 circa di partita. Nolfo, Cammareri, secondo. Barracco chiuso da Virzì. Nolfo, attenzione, si mette davanti col corpo Mancuso, tutto regolare, quindi siamo dall'altra parte con Pace che punta l'ala, il 18, serie di finte, va sull'interno, Pace lo prende, finisce giù, punizione. Fallo commesso da Iannazzo. Anche qui c'è questa chiamata arbitrale. Sembrava essere andato sul pallone il 14. Si strappa anche un altro cartellino giallo per Pietro Lala per protesta, verosimilmente. Approfitta Romano per farsi spruzzare un po' di ghiaccio sulla caviglia.
Il gioco è fermo, Giovanni Pace ai crampi e a terra. Posiziona con cura il pallone Raimondo Lucera. Federico gli sussurra qualcosa all'orecchio. Entrambi hanno fatto gol nella scorsa in casa contro il Mazzara 46. Resisti Giovi con la panchina. Va Lucera sul secondo palo, barriera piena. La rimette in mezzo, attenzione a Federico che solo! Che si è divorato Federico. Era in posizione regolare il numero 24. Dopo la punizione di Lucera, barriera, poi pescato Federico. È stato davvero poco freddo davanti a Mistretta. Siamo nella fase clou della partita, quella dove si deciderà questo incontro tra Accademia Trapani e Misil Meri. Fallo laterale per i padroni di casa. Iannazzo. Virzi mette fuori. Federico l'ha avuta la palla del 2-1. Il 24. Zummo. Un po' corto. Passaggio di Zummo. Ferrara si impegna e trova Federico. Adesso c'è tanto spazio per la Don Carlo. Federico prova a prenderselo. Apre su Lucera che calcia. Era fuori gioco. Un'altra occasione per la Don Carlo. Veramente sarebbe stata vanificata in caso di gol, visto che Lucera era in posizione di fuorigioco e l'arbitro va puntualmente ad ammonire Alberto Amoroso per essere uscito dalla sua area tecnica di competenza. Altro cambio nel Misil Meri, dentro un 2006, Piero Pellegrino. Fuori Giovanni Pace, zoppicante. Giovanni, sta zoppicando! Sorti di 4-4-2 adesso per l'Accademia Trapani. Si è detto Alberto Amoroso che in settimana è stato premiato al Galà dello Sport organizzato dall'Associazione Italiana Allenatori Calciatori in collaborazione con il comune di Erice. Amoroso premiato come uno dei migliori tecnici della provincia. Lala prova a passare qui l'Accademia Trapani con Nolfo sul primo palo. Cernia. Federico. Matera protegge palla, lascia Federico, la tiene in campo Lala, prova a passare con un tunnel, chiude Matera. Pellegrino, per entrato, fa un'ottima giocata qui il 30. Lucera si butta nello spazio il numero 30, Lucera preferisce Virzi sulla corsia di destra. Ultimo tocco è il suo, infatti, rinvio dal fondo. È stato bravissimo Pellegrino a creare lo spazio della giocata per Lucera, poi si è buttato a sua volta lui nello spazio vuoto. Lucera ha preferito Virzi. (85esimo), ancora 1-1 al campo Roberto Sorrentino di Trapani. Rimessa laterale per l'Accademia Trapani quando mancano 5 minuti, più recupero al triplice fischio.
Cellala. Pressing di Ferrara vincente. Poi Matera. Romano finisce giù, Lamin imbuca per Nolfo, Cerniglia, è rimasto giù Romano, ma non c'è tempo perché c'è Raimondo Lucera che punta Cammareri, 1 contro 1, sovrapposizione di Lavardera, Lucera va da solo, sul destro, calcia troppo centrale, bloccami stretta. Non fischia più, assistente! Centrocampo spaccato lì! Urla centrocampo spaccato. Tumini ed effettivamente qui la Don Carlo un po' distante tra i reparti, ma Natali Secum in faccia a Romano, si continua a giocare. Cannavò accelera, Mancuso dice di no. Zummo richiama i suoi, bisogna avere attenzione in questi ultimi minuti di partita. Va a battere Francesco Barraco questo calcio d'angolo. C'è Cannavò, Nolf, è salito anche Lamin, occhi saltatori dell'Accademia Trapani. Va sul secondo palo, fallo commesso da Lamin in attacco. È rimasto giù Mancuso, si rialza. Zummo. 88esimo. Di testa Cammareri. Romano. Prova ad impostare il 4. Sceglie Virzi. Troppo lungo il suo suggerimento. In stretta, in presa bassa. Cannavò, sovrapposizione di Samannà che poi si ferma, finisce giù Cannavò, non c'è fallo, Romano, Secum, Nolfo, eccola la palla per Cannavò che punta Ferrara, Romano, con calma, spazza, per Pellegrino che è entrato bene, mette fuori Lamin. Romano, Federico, Matera, 1-2, Federico, ce l'ha sul destro, può aprire, va proprio lì, dove c'è Lucera che rientra, calcia! Chance Misilmeri. A 1 dalla fine Raimondo Lucera, altra palla gol importante per la formazione di Tuminia. Quando entriamo nell'ultimo minuto di partita, ancora 1-1 in questo anticipo della sesta giornata di Eccellenza Girone A. Nolfo in buca per Samannà, Lavardera, Virzi di testa. Finisce giù il 16, non c'è fallo. Mancuso dal basso, Ferrara e Federico si scambiano di ruolo, e di più Ferrara che è entrato dalla panchina. Matera ancora una volta, perfetto. Fase di smistamento, Lucera, corto il suo passaggio, poi commette fallo Raimondo Lucera.
Segnalato il recupero dall'arbitro quando l'Accademia Trapani fa un altro cambio fuori Nolfo che ha sbagliato un calcio di rigore. Dentro con la maglia numero 15 Mauro Oddo 2006. Siamo entrati nel recupero. Se non ho visto male dovrebbero essere 5 quelli concessi dall'arbitro. E quindi ultimi scampoli di partita. Iannazzo apre colpo di testa di Alessio Cannavò, para Zummo. Romano, sono saltati gli schemi adesso. Entrambe le formazioni vogliono provare a vincere questa partita. Federico sbaglia la misura, quindi Barracco chiude Virzi. Secum fallo in attacco, punizione per la Don Carlo Misilmeri. Ultimi istanti di questa partita decidono fin qui le reti di Logervo e Secum, entrambe nel primo tempo. Alessio Zummo va a battere questa punizione. Romano va via, finisce giù, fallo. Che polemica tra il secondo assistente e la panchina del Misilmeri. Tutto rientrato, quindi vediamoci questi ultimi istanti di partita con il calcio di punizione che sta per battere la Vardera. Salito Cernia, c'è Matera, Federico, anche Virzi. Va la Vardera, mette fuori la retroguardia dell'Accademia Trapani. Pellegrino è entrato davvero bene il numero 30, poi finisce giù Cannavò, che palla al contrario l'arbitro. Dicevo di Piero Pellegrino, 2006, il ottimo approccio con la partita ed è ammonito un componente invece della panchina dell'Accademia Trapani. A battere Alessio Zummo. Va Zummo, potrebbe essere l'ultima palla. Romano va da Lucera, Lucera la mette giù, Lucera l'aveva messa anche dentro, era in fuorigioco Raimondo Lucera. Triplice fischio, finisce 1-1 la sesta giornata di eccellenza. Accademia Trapani Misilmeri finisce tra le polemiche con il gol annullato a Raimondo Lucera. Primo tempo le reti di Logervo e Secum. Accademia Trapani che tornerà in campo domenica 22 ottobre alle ore 15:30 sul campo dell'Aspra, mentre il Misilmeri sarà ospite della Nissa. Un ringraziamento da parte di Nicolò Ciluffo per averci seguito e alla prossima.